Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Rieccoci amici delle stelle, pronti per introdurci nelle ultime novità del giorno insieme all'oroscopo di Radio.0. E allora pronti per partire per il nostro viaggio tra i 12 segni? Iniziamo dall'Ariete. Attenzione oggi concentrata sull'avere per voi, con traguardi diciamo un po' ambiziosi, così decide la Luna in seconda casa in accordo con Plutone, un maestro di potere. Obiettivi da ridimensionare quindi, amici e colleghi vi daranno nei prossimi giorni consigli utili da seguire però alla lettera. Toro, per voi oggi Luna e Urano nel segno, che in combutta con Venere vi inducono alla ricerca di attività e passatempi decisamente estranei alle vostre abitudini. Novità in arrivo per le coppie, in particolare anche di lungo corso, se belle o brutte però dipende soprattutto da voi. Amici dei Gemelli, un consiglio è quello di puntare al sodo nella gestione della quotidianità. Se avete poco tempo a disposizione, ad esempio, dovrete sforzarvi di migliorare l'organizzazione. Nutrirete poi qualche dubbio in merito a un affare in questi giorni. Trovate un accordo che preveda maggiori garanzie. Cancro, riuscirete a vincerla quella timidezza per conquistare chi vi sta a cuore, sfoderando ad esempio un po' di intraprendenza e le vostre magiche arti di seduzione. Anche nel lavoro ve la cavate egregiamente, vi impegnate in modo costante, siete intenzionati a badare al sodo. Leone, troppa carne al fuoco proprio non va. Selezionate gli obiettivi e affrontateli uno alla volta. Non oggi magari, buono per programmare ma non per agire. Un po' complicate invece le finanze a causa di un colpo di testa in passato per il quale continuate a pagare le conseguenze. Passiamo quindi alla Vergine. Sul fronte affettivo avete tutto: un partner presente affettuoso, figli che vi rendono orgogliosi e amici disponibili, pronti a darvi sempre una mano. Tran tran quotidiano piacevole, decisamente in questi giorni. Non occorre premere sull'acceleratore, adeguate piuttosto il vostro ritmo senza stressarvi. Bilancia, c'è tutto un mondo dentro di voi che aspetta solo di essere analizzato, dai ricordi agli affetti fino alle paure e ai desideri più intimi. Sogni e sensazioni raccontano cose che la mente razionale non sa, oppure non vuole o ancora non è in grado di percepire. Scorpione, se ancora la coppia non c'è ma ci sperate, stupite l'oggetto delle vostre brame con qualcosa che lo scuota nel profondo, facendolo capitolare. Buoni affari protetti oggi da Venere e Plutone in sestile al segno, creatività e carisma faranno centro. Amici del Sagittario, focus sul lavoro in giornata oggi particolarmente produttivo, soprattutto se vi imponete metodo e disciplina, evitando di fare troppe cose insieme e di cadere quindi in confusione. Se avete ambizioni di carriera, cominciate a raccogliere le idee, a convogliarle in un progetto convincente. Capricorno, annoiati dalla routine quotidiana? Cercate qualcosa di nuovo ed eccitante? Sembra quasi una pubblicità. Venere in trigono a Urano vi assicura una giornata diversa a quella di oggi dal solito. In coppia, se un pupo ancora non c'è ma la voglia sì, cominciate a pensare di prenotare la visita della cicogna. Acquario, felici con gli amici ma non si può dire lo stesso degli amori, già caduti in prescrizione o in fase di rottura senza possibilità di ripensamenti. Quanto a casa vostra poi ci ritrovate una vera babele, non vi ci raccapezzate più, infatti uscite spesso, questo è il vostro metodo per non sentirvi soffocare. E chiudiamo infine anche oggi con i pesci. Messaggino da Cardiopalmo oggi, da una persona lontana alla quale pensate spesso con nostalgia, certi di non poterla rivedere entro breve tempo. E invece, sorpresa, anche lei vi sta pensando intensamente, tanto che è in arrivo da voi. E si chiude qui l'oroscopo del giorno, noi ci diamo appuntamento a domani con le nostre stelle e tutte le novità. Intanto a tutti auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0